devo ringraziare l'amministrazione comunale di Aci Castello, qui presente nella persona del dottore Maugeri, consigliere comunale delegato alla cultura di Aci Castello, e insieme a lui abbiamo anche il dottore Massimo Pellegrino, presidente della Proloco di Aci Trezza di Aci Castello. Io li ringrazio perché senza di loro non sarebbe stato possibile iniziare una serie di eventi che sono collegati alla sesta edizione del premio internazionale Trinachia. Trinachia è un premio di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche dedicate alla Sicilia. E io ricordo che abbiamo già tentato parecchi mesi addietro di realizzare un incontro insieme ed era un convegno che avevamo intitolato all'epoca La fine del mondo è rinviata a data da destinarsi. Non fu mai tanto profetico un titolo di un convegno simile, ed eravamo ancora all'inizio, non sapevamo cosa ci attendeva con la pandemia, con il confinamento e con tutto ciò che è seguito. E avevamo anche degli invitati un po' da tutte le parti d'Europa, dalla Francia, dal Belgio, anche dal Canada, degli invitati che abbiamo anche avuto la possibilità di conoscere nel corso della quarta edizione di questo premio, quando abbiamo realizzato un convegno internazionale come Trinachia dedicato al tema dell'insularità. E noi ci ripromettiamo, avendo avuto il patrocinio del Comune di Aci Castello e la concessione di questa fantastica e meravigliosa sede che è il Castello Normanno di Aci Castello, di realizzare degli eventi che accompagneranno la sesta edizione del nostro premio da qui al mese di maggio, una serie di appuntamenti per incontrarvi, incontrare i volontari dell'ODV Le Stelle in Tasca, incontrare anche chi vuole informarsi sulla modalità di partecipazione al premio, e nel corso degli eventi utilizzeremo questa sala che ci accoglie questo pomeriggio per realizzare questi incontri. Ringraziamento particolare anche a tutte le volontarie e i volontari dell'ODV Le Stelle in Tasca che insieme a noi si impegnano per la realizzazione di questo premio. Benvenuti a Aci Castello, benvenuti sul nostro castello. Per noi è un motivo di orgoglio avervi, sapere. Intanto ringrazio anche l'organizzazione, Stelle in Tasca, ovviamente il dottore Palastro, Francesco Albertino e tutti voi che avete collaborato affinché questa manifestazione, questo premio così bello, no? Perché è un premio di scrittura poetica, ma anche biografica, autobiografica, in un periodo in cui molto spesso si va forse troppo in fretta, no? Forse riceviamo input troppo veloci. Quindi quando c'è una porzione di popolazione, di gente che dedica il tempo al pensiero, e questo pensiero poi di fatto è forse la parte più intima, no, della nostra anima, e riesce a fermarsi e a ragionare, a scrivere, forse meno a ragionare, forse a volte si scrive più distinto, poi magari ci sarà anche il ragionamento sulla forma, questo mi direte voi. Ecco, io questo ritengo un momento molto prezioso. Noi abbiamo deciso di far vivere il castello come un polo culturale non solo regionale ma anche nazionale e internazionale. Devo dire che stiamo avendo degli ottimi risultati. Qui abbiamo presentato recentemente, abbiamo fatto altre manifestazioni, mi vengo in mente il libro di Antonio Monda, che è il direttore artistico del Festival del Cinema di Roma, che è stato recentemente appunto a Roma, ha presentato qualche giorno fa il suo libro qui. Mi viene in mente Guglielmo Ferro, il figlio di Ferro, che ha fatto rappresentazioni teatrali e tante altre manifestazioni, ovviamente insieme al preziosissimo aiuto della Proloco, senza la quale non riusciremo a fare certamente tutto quello che stiamo facendo. Quindi
per noi, come dicevo, è un motivo veramente di orgoglio. Noi siamo assolutamente contenti che voi abbiate scelto Cicastello e Castello Normanno per questo premio internazionale, e sarete sempre i benvenuti, perché sappiamo con certezza che questa è un'occasione di cultura importante, che arricchisce noi. Io ogni volta che ci sono manifestazioni del genere torno a casa sempre molto molto contento, e trasparo, lo racconto a mia moglie, a mia figlia, se incontro gli amici, lo racconto un po' a tutti, perché poi sono momenti emozionanti. Non c'è dubbio che sono momenti emozionanti, quindi io desidero veramente ringraziarvi, e spero che questa collaborazione possa essere mantenuta nel tempo. Tutte le vostre iniziative saranno certamente ben accolte dalla nostra amministrazione e dal nostro comune, e quindi non vedo l'ora di ascoltarvi, e scusatemi che mi sono dilungato. Io la ringrazio, a nome mio, la ringrazio anche l'ODV Le Stelle in Tasca. Per noi è anche un momento molto emozionante, perché è la prima volta, dopo tanti mesi che abbiamo trascorso collegati su internet, su Zoom, è il primo incontro in presenza che riusciamo a fare da tanti mesi. Quindi siamo veramente molto emozionati anche noi, e questo sarà il primo di una serie di eventi in presenza che siamo lieti sia ospitato dal Castello Normanno di Cicastello. Quindi la ringraziamo. Come Presidente della Proloco, naturalmente devo ringraziare la Trinachia, perché comunque è un'associazione che, insomma, lo dicono i numeri, lo dicono i fatti, che si dà molto da fare, e nel mondo dell'associazionismo è sempre oggi, non è sempre semplice e facile trovare associazioni come quella vostra che si muove abbastanza bene in questo ambito. Come ha già detto il nostro caro consigliere professor Maugeri, noi siamo felici e contenti, sia come amministrazione sia come Proloco, ospitare questi eventi culturali di una certa importanza. Quindi benvengono, la Proloco la troverete sempre comunque disponibile. Noi, appunto, come aveva già detto il professore Maugeri, collaboriamo e siamo felici di collaborare con l'amministrazione comunale. Ci saremo sempre e comunque, così come ci saremo sempre e comunque a disposizione della Trinachia. Quindi ringrazio te nelle qualità di Presidente e tutti i soci e insomma i presenti. Ci ritroveremo prossimamente nei prossimi eventi. Io mi scuso sin da subito se tra 5 minuti per impegni motivi insomma lavorativi dovrò abbandonarvi, per cui però vi auguro un buon proseguimento. Grazie. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti i presenti e a chi ci segue anche da remoto. Felice ed emozionata di essere in questo splendido luogo, un luogo magico, ricco di storia, il Castello Normanno Svevo. A volte noi abbiamo questi posti, ce li abbiamo e ce li dimentichiamo, non assaporiamo veramente la magia che abbiamo nei nostri luoghi. E allora io sono molto emozionata perché questo castello sorge su un promontorio di roccia lavica che si è originata da un'eruzione vulcanica circa 500.000 anni fa. Quindi noi che cosa abbiamo? Siamo in un promontorio, in un castello a picco sul mare, con l'Etna che sorge da giù, ma che abbiamo anche su. Quindi siamo in un posto veramente magico. E quindi abbiamo qui tutti i 4 elementi, terra, aria, acqua e fuoco. È da questo castello che noi mandiamo questo premio Trinachia che si espanderà. Questa è un'energia veramente molto bella e ovviamente questi elementi si incontrano con la nostra mamma Etna che ci osserva in questo luogo speciale ricco, denso di emozioni, dove storia, arte e natura si incontrano. Per questo infatti ringrazio il Comune di Cicastello, l'Ecomuseo, perché noi siamo in un posto
una terra ricca di miti, no? Dove è un museo a cielo aperto. E allora mandare da qui questo messaggio, queste vibrazioni di Trinachia, quindi dove il soggetto è l'isola, per me è veramente emozionante. E allora cosa vi devo dire? Che ovviamente tutto si fonde in questo universo di bellezza, in questa terra di miti. Siamo onorati di presentare la 6ª edizione di Trinachia, che è un premio internazionale di scritture autobiografiche, biografiche e poetiche dedicate alla Sicilia. Un premio diretto dal sociologo Orazio Maria Valastro e curato dall'Organizzazione delle Stelle in Tasca. Allora, Trinachia cosa rappresenta? Rappresenta la Sicilia, l'isola che è un microcosmo dove memorie antiche e recenti si mescolano, si intrecciano come trame di un tessuto, e quindi l'isola ci mette a nudo, sollecitando le nostre emozioni, svelandole e a volte trasmutandole. La scrittura, nell'ascolto sensibile di sé e degli altri, ci permette di andare oltre, creando uno spazio estetico che va oltre i confini. Quindi gli autori sollecitati da questo premio cosa fanno? Si raccontano e creano uno spazio estetico che va oltre le emozioni più intime, storie di vita vissute in Sicilia, memorie autobiografiche e biografiche, testimonianze che suscitano emozioni. E in questo momento storico io dico sempre che la biografia, l'autobiografia e la poesia è come un seme che cresce e che se ne ha quasi più bisogno, perché dove diventa tutto virtuale, questo invece è reale, perché sono sentimenti veri, emozioni vere. E quindi io sono veramente contenta di essere qua. Quindi creiamo questo spazio dove si suscitano queste emozioni, arricchiscono la nostra anima, e ci tengo a dire che tutte le opere che partecipano al premio sono conservate presso l'Archivio della Memoria dell'Immaginario Siciliano, quindi hanno un valore nel presente e nel futuro. Ringrazio tutti i presenti e quindi vi invito a partecipare a Trinachia, alla 6ª edizione, dove la parola d'ordine è scrivere, scrivere, scrivere. Grazie. Grazie a lei, dottore Valastro. Buonasera a tutti. Lieta di essere qui stasera come presidente dell'AMI, ma lieta anche di aver aderito alla 6ª edizione del premio internazionale Trinachia, un premio che permette di fare conoscere la cultura, le tradizioni, la storia della nostra magnifica isola. Quindi per me è proprio è un onore essere qui. L'AMI è un'associazione che si occupa prevalentemente di eventi a carattere scientifico, collabora strettamente con la classe medica, ma si occupa anche di eventi culturali, di eventi sociali, per favorire appunto la diffusione dell'informazione, della cultura, per raggiungere degli obiettivi comuni. In questo caso la diffusione delle nostre tradizioni, della nostra cultura e della nostra storia, della nostra isola. E mi preme però anche sottolineare che l'AMI non è nuova a questi concorsi. Basti pensare che l'AMI nazionale, che è formata da circa una settantina di sezioni in tutta Italia, l'AMI nazionale organizza un concorso letterario che è giunto già alla 15ª edizione e abbraccia un po' tutte le scuole d'Italia. Quindi per me come presidente della sezione catanese è un onore, oltre direi anche un dovere, diffondere questa pregevole iniziativa che parte proprio dalla nostra Catania, dalla nostra terra. Perché è importante anche raccontarsi per riconoscersi, direi, capire le origini della nostra vita, le persone che sono state importanti, quindi è una specie anche di riconoscimento poi di se stessi. Quindi sono qui proprio per dire che le memorie vanno ricostruite e l'autobiografia appunto è un patrimonio da sostenere.
e come si può sostenere con la sinergia di tutte noi associazioni. Grazie. Mi permetto anche di voler donare questo Guido Gira nella nostra sezione catanese in segno della nostra collaborazione, dottore Valastro. Grazie. Grazie. Volevo puntualizzare alcune cose per dare ancora un ulteriore senso a questo nostro premio, sollecitato anche da quanto ha già detto Francesca, Bertino e la dottoressa Antonella Di Maggio. E allora Trinachia, da dove deriva? Perché abbiamo chiamato Trinachia questo premio? No? Trinachia, un giorno cercavo di immaginare quale sarebbe stato il nome che potevamo attribuire a un progetto del genere. Noi abbiamo iniziato nel 2005 e Trinachia nasce nel 2011 e poi inizia a muovere i primi passi nel 2012. E Trinachia era ora io non sono uno studioso del greco antico, però se andiamo a vedere il poema omerico troviamo Trinachia, scritto nel modo in cui io credo si dovesse scrivere, che è un po' diversa da tutte le altre modalità oggi che troviamo, con cui è scritta la trinacria, ecco, ha una denominazione particolare, ma si collega all'Isola del Sole del poema omerico. Isola del Sole, che era anche un'isola mitica, immaginaria, la cui ubicazione non era situata né a est né a ovest, e io credo che attribuire questo nome a questo premio di scritture significava in qualche modo non chiaramente incentivare dei racconti dei ritorni degli eroi, no? Sicuramente non questo, ma incentivare il racconto di un ritornare in qualche modo sui propri passi, sulla nostra storia, e quindi sollecitare le persone a andare in cerca per riconoscere la propria storia e condividerla con gli altri. Ecco, sollecitarli in questo senso, ma è un ritornare sui nostri passi che non è sempre un vero e proprio ritornare sui nostri passi, perché attraverso la scrittura noi possiamo anche poi trasformare, riconoscere e trasformare la nostra storia, perché ci aiuti a ricollegarci nuovamente, qualunque siano state le nostre esperienze, belle o brutte, alla vita. E quindi ecco, ricollegarci al presente e attraverso questa scrittura riformulare una nuova presenza poetica a sé e al mondo, e anche un nuovo sguardo su noi stessi, le nostre relazioni con gli altri e con il mondo. E se volete, il tema dell'insularità, che abbiamo affrontato anche recentemente nel nostro convegno internazionale, era anche dedicato a Trinachia, perché ci ha messi di fronte a questo interrogativo. Ecco, scrivere di sé è scrivere di un'isola, la nostra, o scrivere di sé non si ferma soltanto ai confini del nostro a cercare di andare a riconoscere noi stessi, la nostra storia, e quindi questa distanza tra l'isola e il continente, la scrittura cerca di creare un nuovo approdo che ci proietti oltre i confini che ci rinchiudono in un mondo che può essere quello nostro, per cercare di conoscere anche gli altri nella storia che noi andiamo raccontando. E riconoscere gli altri e condividere le storie significa anche essere vicendevolmente non indifferenti alla storia di sé, alla storia dell'altro, e quindi non essere indifferenti a riconoscere la nostra comune umanità. Quindi che questo sia un elemento importante che ci pone il Trinachia, e che non è solo un premio a sé, ma è anche un'operazione culturale di vastissimo significato. Permettetemi di ricordarvi che più del 70% delle autrici, degli autori che partecipa al nostro premio non sono
delle persone che scrivono di professione. Non sono delle persone riconosciute dall'istituzione letteraria, e quindi noi abbiamo una grande responsabilità sollecitare queste persone a raccontarsi e diventare i biografi della propria storia e condividere questa storia, quando non solo la consegnano per la partecipazione al premio, la condividono all'interno degli atelier di scrittura dell'ODV Le Stelle in Tasca, ma la donano anche all'archivio, che diventa ed è diventato in questi anni un patrimonio immateriale e culturale della nostra ODV. Questo ci pone di fronte a una grande responsabilità, ritengo, ed è su questo che ne stiamo lavorando, e il nostro futuro come volontari dell'ODV Le Stelle in Tasca è proiettato verso questo tipo di impegno. Pensiamo solo a quanto vale una vita oggi. Ecco, ma pensando a questo dobbiamo pensare anche a qual è il criterio per cui una vita è meritevole di essere valorizzata, di essere condivisa, di essere compianta. Quindi noi stiamo lavorando per cercare di andare oltre gli eccessi della memoria e dell'oblio, cioè oltre gli eccessi che riconoscono certe vite e non ne riconoscono altre, non credono che siano importanti, e quindi andare oltre gli eccessi anche dell'oblio, della negazione. E quindi essendo consapevoli di queste scelte e di questi rifiuti, Trinachia è uno spazio aperto alle storie che sono depositate, che sono condivise e che ci danno ci permettono di esplorare come le donne e gli uomini di oggi, che scrivono di sé, non soltanto del loro passato, non sono soltanto ricordi del passato, ma sono anche delle nuove presenze che ci indicano come oggi viviamo e come immaginiamo il nostro futuro. E in questo senso questo nostro patrimonio culturale, queste storie, queste scritture autobiografiche, biografiche, poetiche, sono uno specchio di un'umanità che ci dà delle indicazioni, come è capace di rendersi indipendente da valori nocivi per la nostra stessa umanità, o come non è capace di farlo, o quali sono i valori benefici alla nostra umanità che vengono individuati attraverso questo specchio di questo nostro concepire la nostra storia e concepirla anche in relazione a noi stessi, agli altri e al mondo. Ecco, credo che questa sia l'operazione culturale importante di Trinachia, collegata a tutte le altre attività dell'ODV Le Stelle in Tasca, che noi stiamo cercando di promuovere, e in questo senso ringrazio le associazioni, le altre associazioni che sono con noi qui stasera, gli enti che hanno patrocinato e ci aiutano a lavorare in questo senso. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Francesca. Non c'è un posto migliore di questo per presentare la sesta edizione, Dio mio come passa il tempo, la sesta edizione di Trinachia. Su questo sperone, su questo castello, edificato su questo sperone di roccia proteso sul mare, tu non puoi fare a meno di alzare gli occhi dal quotidiano, dal presente, dall'ovvio, dall'ordinario, eccetera, e appunto guardare l'orizzonte, che può spaziare attraverso cose mitiche come i faraglioni, ma anche il mare, la montagna, l'Etna, questo insieme di costruzioni che rappresentano le nostre case, i nostri paesi. Insomma, sei costretta da un lato a spaziare l'orizzonte, appunto a sollevarti dal quotidiano, e dall'altro a riflettere sulla tua appartenenza a tutto questo che ti circonda, che è in soldoni quello che fa Trinachia, perché ci costringe, benevolmente in questo caso naturalmente, a riflettere sulla nostra vita, sul nostro essere siciliani, su che cosa vuol dire essere siciliani, sul nobilitare alcune cose che nella vita ci sono capitate, nel senso positivo, nel senso negativo, nel senso di un violento trauma, ma anche nel senso molto più, vorrei dire,
poetico di un ricordo d'infanzia trasfigurato dalla memoria e quant'altro, e ci costringe a riflettere su quanto è successo, su quella che è la nostra vita, la nostra esperienza, il nostro passato, i nostri cari o quello che lasciamo ai nostri figli. Insomma, ci costringe a riflettere e lo fa attraverso la parola, che io, sarà per deformazione professionale, amo moltissimo la parola. E credo che sia lo strumento per passare dalla parte emotiva del nostro cervello a un'ordinazione, vorrei dire, ad ordinare i nostri ricordi, le nostre riflessioni, soprattutto a dare un senso. Mi veniva in mente, anche per la presenza di chi mi ha preceduto, il discorso della medicina narrativa, per esempio, che sempre più la medicina più avveduta sta abbracciando. Vale a dire, nel momento in cui il medico riesce a trovare il tempo e il modo di dialogare con l'ammalato, e non solo per chiedere lei che sintomi ha, dove le fa male e così via discorrendo, ma per farlo raccontare, per far raccontare che cos'è per lui la malattia, come la vive, come è successo, come si pone, che progetti, che speranze ha per il futuro, il rapporto anche che ha verso la medicina, quindi tutto il discorso della fiducia, della fede, vorrei dire. Nel momento in cui si attua questa magica relazione ci sono dei risultati tangibili anche a livello di più aderenza alle cure, più compliance, come si dice. E la stessa cosa credo che avvenga anche per Trinachia, nel momento in cui noi riusciamo a partorire più o meno con difficoltà quanto è dentro di noi rispetto al rapporto con la Sicilia, ma anche con la propria vita. Credo che il parto sia comunque un parto felice. Da giurata di questo premio, come si dice, ne ho lette di tutti i colori, è il caso di dire. Mi piace che lo si chiami un premio internazionale non solo perché è aperto alla partecipazione di chiunque abbia un qualche legame, poi ci sono delle regole precise naturalmente, ma che comunque abbia un qualche legame con la Sicilia, anche perché poi questi iscritti vengono vagliati, giudicati da una giuria che è internazionale, quindi non è come dire, vabbè, siccome sono siciliano, lui mi parla di Faraglione, faccio un esempio proprio stupidissimo, e che vabbè, Faraglione c'è il bagno quando erano piccati, beh, questo è bello. No, c'è un occhio anche più smaliziato, più alto, più diverso, che legge questi scritti. Io a quelli che ho letto, poi in un certo punto della storia Orazio ci fa avere questi scritti rigorosamente anonimi, quindi io non so chi sono le cose che leggo, e ovviamente ci manda tutto il pacchetto. In teoria io, dopo che viene dichiarato il vincitore con un complessa media matematica tra tutti coloro che hanno letto gli scritti di questa sezione, eccetera eccetera, potrei cancellare il resto, non ci riesco. Io ho fatto una bella cartella, biografia, autobiografia, e sono tutti lì, così mi conforta la cosa. E devo dire è una bellissima esperienza. Il primo anno pensavo che non era giusto curiosare, come dire, nella vita della gente impunemente, poi però ho capito che se le persone avevano scritto, se tante donne e tanti uomini avevano scritto, l'avevano fatto proprio perché era arrivato il momento di condividere questo ricordo, questa scrittura con qualcuno. E quindi poi non mi è sembrato più di essere una ficcanata e basta. Insomma, ecco. Queste sono così le mie impressioni random su questo premio al quale tu sai io tengo molto. Noi teniamo molto alla tua partecipazione, come anche a quella degli altri giurati, abbiamo detto, è una giuria internazionale, voi troverete l'indicazione della nostra giuria sul nostro sito web. Anche un rimpianto ce l'ho veramente, lo devo dire, cioè siamo 4 amici, lo devo dire, un rimpianto che io non posso partecipare, questo è un problema, insomma. Ogni tanto lo minaccio, basta, però la prossima volta partecipo, ma poi mi convince. È un rimpianto condiviso, devo dire, condiviso da tutti i volontari, i volontari dell'ODD L'Estero in Tasca, che sono esclusi purtroppo, ma credo sia giusto così. Era così, insomma, un mezzo rimprovero, via. Niente di... Dovremmo però ovviare in qualche modo, Facciamo la sezione soliti noti. Allora, mentre ricordiamo che ci sono diverse sezioni, ancora questi video che stiamo realizzando sono anche
da condividere con chi ci segue, in Sicilia, all'Italia, in Italia e anche fuori dai confini dell'Italia. I giurati sono, fin dalla prima edizione, dei giurati che provengono da quasi ogni parte del mondo, diciamo, e hanno tutti una missione, è quella di non leggere per andare a valutare come scrivono le autrici e gli autori, ma leggere per andare a valutare come sono in grado di rappresentare la storia di cui ci stanno parlando. Le valutazioni sono molto difficili, Sì, assolutamente. veramente molto difficili, però dobbiamo Io non ho mai fatto l'insegnante per questo, me lo stringe e mette 7-8. Però abbiamo diverse sezioni e queste sono quelle ufficiali del premio, la sezione dedicata alle autobiografie, quindi una persona che scrive della propria storia di vita o di una parte della storia di vita vissuta in Sicilia. La sezione dedicata alle biografie, una persona che diventa il biografo, che scrive della storia di vita di una seconda persona che è vivente o non più presente tra noi e che ha vissuto anche lui, se non tutta, almeno una parte della sua vita in Sicilia. La terza sezione è dedicata ai racconti autobiografici, dei racconti quindi delle opere che possono avere un respiro più breve come lunghezza, come quantità di caratteri, estensione del testo, ma che in definitiva ci raccontano sempre una parte della nostra esperienza di vita in Sicilia o un viaggio in Sicilia, e in particolare la sezione dei diari di viaggio è invece dedicata a chiunque abbia viaggiato in Sicilia e che voglia condividere questa esperienza. E in ultimo la sezione dedicata alle poesie. Tutte le poesie che pervengono al premio Trinachia devono avere per titolo L'isola e quindi devono essere dei componimenti in prosa che ci parlino di un'isola, che sia la Sicilia, che sia altro, ecco, ma che ci ricolleghino attraverso questo poema a Trinachia, che può essere uno spazio geografico, uno spazio esistenziale, e proprio per questo volevamo realizzare la lettura dei video dedicati ad alcune di queste poesie che non abbiamo potuto premiare e che leggeremo poi il giorno 20 e condivideremo sul nostro canale YouTube. E non ultima, ogni edizione di Trinachia cerca di essere accanto anche ai più giovani, alle giovani generazioni. Abbiamo ricevuto nel corso degli anni delle scritture autobiografiche da parte di giovani, ma cerchiamo di realizzare delle sezioni speciali in collaborazione con degli enti, delle istituzioni, delle associazioni, per dare uno spazio privilegiato agli studenti delle scuole medie superiori o delle università. Grazie professore Valastro. Io sono molto contenta di essere qui presente questa sera, non soltanto a titolo personale, ma appunto, come vi diceva il professor Valastro, a nome dell'associazione che rappresento, l'Alliance Française di Catania. Non racconterò tutte le nostre attività, comunque l'aggancio che giustamente ha detto il professore Valastro, l'attenzione che l'Alliance ha per i giovani, per gli studenti in particolare e per i giovani in genere. Pensate che gli esami di certificazione, esiste ormai una certificazione e l'Alliance è l'ente certificatore per i diplomi di lingua francese, DELF, DALF, esiste anche una sezione dedicata ai bambini, agli scolari delle ultime classi delle elementari, quindi per dire che noi dai bambini fino all'adolescenza teniamo moltissimo a mantenere il contatto. Questo tema, quindi la sesta edizione del premio Trinachia, ci ha veramente interessato e entusiasmato perché diventa un'occasione speciale, un'occasione particolarissima di sollecitare i nostri giovani studenti a raccontarsi o a raccontare quelli che sono stati questi mesi durissimi. Se per noi adulti è stato pesante vivere le restrizioni, immaginiamo per degli adolescenti, dei bambini e degli adolescenti che in effetti hanno vissuto, stanno vivendo per la prima volta nella loro vita biologica, diciamo così. Quindi noi magari che siamo più
più grandicelli abbiamo magari avuto delle esperienze, abbiamo attraversato dei momenti, ma per questi bambini, per questi ragazzi è sicuramente la prima volta che si trovino davanti a questo mostro, e chi lo sa quante paure, quante angosce. Quindi abbiamo pensato che veramente questo dà la possibilità ai nostri ragazzi di potersi esprimere, ed esprimendo queste paure è come se le proiettassero fuori di sé, già è un aiuto. Immaginiamo che poter parlare a qualcuno o poter semplicemente esternare i propri sentimenti sia già un valido aiuto, e poi verrà il momento, di fronte alla presa d'atto cerchiamo le soluzioni, e da lì la riflessione sull'esistenza, perché chiaramente questi ragazzi si sono trovati di colpo a dover fronteggiare una limitazione di libertà che non conoscevano, cioè figli del benessere, della società del benessere, i ragazzi nati negli ultimi decenni certamente non hanno mai conosciuto una situazione di paura o di tali limitazioni. Per noi è stato veramente un nuovo mondo, e siccome siamo sempre pronti a venire in soccorso, ad aiutare e sostenere i giovani delle scuole, abbiamo pensato di far partecipare intanto 2 classi dello storico liceo scientifico Bongiolera di Catania e una classe dell'Istituto di Istruzione Superiore Fermi Eredia a cimentarsi in questo percorso. Naturalmente ci saranno anche degli incontri online che metterà a disposizione il professor Valastro con degli illustri scienziati e esperti del settore, con i quali i nostri studenti potranno confrontarsi. Alcune classi, certo, non facciamo degli incontri numerosissimi, anche perché è bene che ci sia quell'attimo di riflessione, quel tempo. Ecco, mi ha colpito molto ciò che ha detto l'assessore Maugeri, benissimo, quando ha parlato della scrittura come un momento di prendersi del tempo. Ecco, secondo noi è questo. Effettivamente dovremmo far pensare ai nostri ragazzi di avere del tempo e non di sprecarlo. Sono figli della società del consumo, del benessere, tutto è subito. Ecco, il tutto è subito non porta a nulla. Questo senso di vuoto che spesso noi avvertiamo nei giovani, noi abbiamo avuto contezza, avendo molti rapporti con le scuole del circondario Catania e provincia, ma anche di Siracusa e Ragusa, che hanno l'Alleanza Francese come punto di riferimento per gli esami di certificazione o comunque per gli eventi di formazione in genere. Ebbene, abbiamo sentito i colleghi, la DAD, la didattica a distanza, sì, va bene, non va bene, lì ci sarebbe un discorso a parte che non è qui la sede opportuna, però effettivamente si avvertiva nei ragazzi questo senso di vuoto, questa impotenza a gestire una situazione nuova per loro, ma anche per noi adulti, penso, perché questo tipo di attacco, diciamo così, non l'avevamo vissuto. Un conto è la guerra, un conto è il bombardamento, altra cosa è, però mai una situazione del genere ci aveva colpito da vicino. Quindi siamo molto lieti di poter partecipare e soprattutto dare voce ai nostri ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, ascoltiamoli e sapremo, perché è per loro il futuro ed è loro. Noi siamo pronti ad aiutarli dando loro gli strumenti per leggere questa realtà. Questa è quella futura. Grazie, veramente. Allora, l'unica cosa che posso dire, come ha detto Orazio, sono responsabile del gruppo di narrazione. Qualcuno potrebbe chiedersi, ma che cosa ha a che fare la narrazione con la scrittura? Con la scrittura autobiografica di cui si occupa la nostra organizzazione. Bene, io vi dirò che la narrazione per noi è
l'unico modo che ci consente di dare voce alle emozioni. A emozioni che non sarebbero conosciute perché fanno parte, perché sono delle emozioni di cui sono intrise le parole degli scritti, delle opere che ci sono state donate, che fanno parte del nostro archivio, delle opere che hanno partecipato al Premio Internazionale di Trinachia. Non sono soltanto racconti, come vi ha detto già il nostro Presidente, ma sono diari di viaggio, sono anche poesie. Allora, perché si è deciso di leggere? Ma non è una lettura semplice, la narrazione è una lettura emozionale. È importante dar voce a queste emozioni perché è giusto parlare della nostra Sicilia, è giusto parlare della nostra Sicilia a volte come protagonista, ma a volte solo come scenario di storie che si dipanano in questa realtà a volte contraddittoria, che però è splendida. La nostra Sicilia è meravigliosa. Come è nato il gruppo di narrazione? E perché io ne sono responsabile? Allora, io ne sono responsabile soltanto perché ho una piccolissima esperienza in campo teatrale. Il mio hobby è recitare e piano piano nel mio piccolo percorso sto aiutando le persone che fanno parte del gruppo a dare una lettura piena di significato a quello che leggono e alle parole che regalano agli altri. Come è nato questo gruppo? Questo gruppo è nato grazie a una proposta del nostro infaticabile e vulcanico presidente, che non per niente abita in Sicilia ai piedi dell'Etna, che durante la pandemia ci ha proposto questa nuova avventura per allargare anche un po' i confini della nostra attività, che non venisse in un periodo difficile confinata soltanto a poche persone, e un po' per dar voce a quello che altrimenti non avrebbe. Nessuno conoscerebbe questi scritti di cui noi siamo diventati custodi in realtà, perché la maggior parte di questi comunque rimarranno inediti. Qualcuno credo che sia poi stato pubblicato, ma la stragrande maggioranza sono inediti. E allora ci ha coinvolto con l'energia che lo contraddistingue a iniziare questo percorso, questa avventura. Abbiamo iniziato molto timidamente a leggere dei piccoli brani, i più semplici. Lui, chiaramente perché il lavoro lo fa quasi tutto lui, ha caricato sul nostro canale YouTube, e io invito chi non l'ha ancora visionato di andarlo a vedere, di andare ad ascoltare i brani, perché sono veramente molto, molto belli e toccanti alcuni. E abbiamo iniziato così, delle piccole registrazioni, lui le ha caricate sul canale YouTube, visto che abbiamo avuto anche un buon risultato in realtà, allora questa cosa ci è piaciuta, abbiamo deciso di continuare, di sfidarci, e adesso abbiamo iniziato con le video narrazioni, per cui non soltanto l'audio ma anche il video. Le prime sono state fatte in biblioteca, la Biblioteca Bellini di Catania, che ringraziamo perché ci ha voluto premiare per questo, per il nostro impegno, e continueremo sempre sperimentando cose nuove grazie al Presidente, che ha veramente vulcanico. E lui ha già annunciato che la prossima settimana faremo delle registrazioni di poesie qui in questo ambiente fantastico del castello. Allora, l'ultima cosa che voglio dire, poi do la voce alla mia amica Maria. Allora, sicuramente è molto difficile narrare le emozioni, però noi abbiamo un impegno che vogliamo onorare con forza e determinazione, ed è quello di dar voce a chi non ce l'ha e non l'ha mai avuta. Tutto qua. Grazie. Trinachia è nato una sera durante uno scambio di idee tra me e Orazio Valastro, alla fine di un percorso di laboratori di scrittura particolarmente proficuo. Ci chiedevamo: ci sarà un modo per estendere questa esperienza e fare confluire al nostro archivio delle storie di vita vissute in Sicilia
e abbiamo subito pensato alla possibilità di avviare un premio. La prima volta che ho sentito il suono della parola trinachia, io mi sono emozionata come una bambina che per la prima volta si trovava a vedere una cosa assolutamente inaspettata. Ho provato una grande emozione perché in quel suono io ho visto il nome di qualcosa che poteva far accrescere la missione della nostra organizzazione e dare voce a quelle scritture che noi non potevamo raggiungere per i limiti geografici del territorio. La prima volta che abbiamo avviato questa attività rendendola, diciamo, pubblica, avevamo molti dubbi. La nostra organizzazione era nata da qualche anno, però non aveva molti mezzi per pubblicizzare le nostre attività e avevamo il timore che questo premio, che abbiamo abbracciato tutti con entusiasmo, non potesse raggiungere dei risultati. Era un premio sconosciuto, un premio che non aveva una storia. E invece, sin dalla prima edizione, ci hanno raggiunto delle storie bellissime e devo dire che è stato molto emozionante quella cerimonia di premiazione che è avvenuta a dicembre del 2013, perché noi non ci aspettavamo assolutamente di trovare sin dalla prima edizione quell'equilibrio che tanto desideravamo, di quel microcosmo di esperienze umane molto rappresentativo. Devo dire che Trinachia è un progetto che resta nella memoria di tutti coloro che vi partecipano a vario titolo, che siano candidati al premio, membri della giuria, partner istituzionali e le associazioni che collaborano con noi. Noi teniamo molto all'integrità di questo premio, sia in tutta la struttura organizzativa che in tutti i processi di comunicazione. E siamo stati capaci anche di dare una continuità a questo progetto in un momento così difficile del distanziamento sociale. Per noi vivere la cerimonia del premio dell'ultima edizione è stato molto complicato, perché l'abbiamo realizzata interamente su una piattaforma digitale. Ci siamo preparati molto, abbiamo fatto tante prove, ma alla fine è stata una cerimonia che ci ha emozionati tantissimo. E tutte le attività che già sono state illustrate in parte volgono tutte ad una progettualità che tende a rendere sempre più comunitario la fruizione di questo archivio della memoria e dell'immaginario siciliano, di cui io sono responsabile. Vorrei spendere 2 parole sulle stampe che sono qui esposte. È vero che i ragazzi partecipano con delle scritture, ma noi nel corso degli anni abbiamo anche provato a farli partecipare anche con un linguaggio differente, che però lo stesso è autobiografico, è ugualmente una rappresentazione di sé. E queste sono le immagini che i ragazzi del liceo artistico Emilio Greco hanno realizzato per il convegno internazionale che è stato citato prima e avente come tema l'insularità. E questi sono alcuni delle opere che sono state premiate nel corso di quell'edizione, perché l'Archivio della Memoria e dell'Immaginario Siciliano, oltre a custodire tutte le opere che pervengono dal premio Trinachia e dei laboratori degli atelier di scrittura autobiografica, custodisce anche questo tipo di memorie, e custodisce la memoria della nostra organizzazione, che ha una storia bellissima. Grazie.
volgiamo alla conclusione di questo nostro incontro, di questa presentazione ufficiale della sesta edizione di Trinechia. Abbiamo iniziato a lavorare già da diversi mesi e proseguiremo in questo impegno che si concluderà nel mese di maggio del 2022. Il bando ufficiale è aperto fino al fine febbraio del 2022, dopodiché i giurati lavoreranno sulle opere pervenute e faranno le loro valutazioni e la cerimonia di premiazione avrà molto probabilmente sarà realizzata a conclusione del mese di maggio, fine mese di maggio. Quindi noi invitiamo tutte e tutti a consultare il nostro bando ufficiale per la sesta edizione di Trinechia prima di partecipare, e chiunque volesse aiutare i volontari e volontari nel nostro impegno, nelle varie attività che abbiamo qui esposto, anche se brevemente. Ricordo che noi abbiamo anche insieme al gruppo di narrazione abbiamo il gruppo di scrittura, che in modo periodico i volontari vengono coinvolti attorno a un tema particolare che può facilitare ognuno di loro a scrivere in senso autobiografico o biografico, e il gruppo di lettura, dove periodicamente ci incontriamo su Zoom insieme anche agli altri gruppi, quindi è un gruppo aperto anche ad altre persone che non risiedono a Catania, che possono risiedere anche altrove. Il gruppo di lettura noi condividiamo di volta in volta un'opera integrale del nostro archivio per coinvolgere tutti a conoscere le opere che sono depositate nell'archivio di cui parlava Maria Crivelli, e condividere insieme le risonanze che queste suscitano in ognuno di noi. E insieme a questi gruppi, credo che siano tutti, non dimentico, il gruppo di narrazione, il gruppo di lettura, il gruppo di scrittura e il gruppo della formazione volontariato autobiografico, che ci aiuta a crescere tutti insieme e che oggi ci ha permesso anche di differenziare un po' le attività all'interno dell'organizzazione. Io voglio ricordare anche insieme alle persone che avete ascoltato, non dobbiamo dimenticare anche altre persone dell'organizzazione, Giacomo Coniglione, segretario del nostro DV, altra persona responsabile e importante per la nostra organizzazione, Maria Rita Di Mauro, responsabile dei gruppi di scrittura, e poi anche gli altri volontari che a vario titolo collaborano con tutte le nostre attività. Io vi ringrazio per averci sostenuto anche in questa presentazione e spero di ritrovarvi al più presto in altri eventi, o ritrovarvi anche come scrittrici e scrittori di Trinechia. E allora grazie a tutti.